Ciao ragazzi, dal vostro sceriffo Giancarlo Gentilini. Guarda che macchina c'ho, questa è una macchina americana vera e propria, guarda che roba, uno splendore. Roma, pubblicità, ancora. Pronto? Pronto? Gentilini, sceriffo. Sono io. Sono Maurizio Costanzo. Ah, ciao, Che ci fa vestito ciao. da cowboy con quella macchina americana, Sai Maurizio, questa è una Lincoln del 76 che mi ha regalato Donald Trump per il mio 91esimo compleanno. Anche ma adesso quasi quasi faccio un giro a Jesolo e se vuoi vieni con me, vengo a prenderti, facciamo i fighi tutti e due. Vieni? Magari io sto a Roma, io al cupolone non ci rinuncio, ma poi tanto immagino che consumerà un sacco di benzina quella macchina, è costosa, Vai dai Maurizio, diciamo in Veneto sempre mai paura, noi stiamo mettendo a punto il motore ibrido. Sì, proprio qua in Veneto nasce il motore ibrido. Che va a metà corrente elettrica e metà benzina, No caro, metà corrente elettrica e metà prosecco, perché il vino, sai, carbura meglio della benzina. Senta, Gentilini, ma è stato Trump a venire in Italia con la macchina? No. Mi ha invitato alla Casa Bianca a pranzo, io ho portato 3 cartoni di prosecco e alla fine del pranzo mi voleva offrire il posto di sceriffo in Texas perché ha detto che io gli ricordo John Wayne nel film Ombre Rosse, hai capito? Ti ricordi? Addirittura, Certo, e a proposito di Ombre Rosse, sai, io ho un segreto che se vuoi... Quale, mi dica, che Ombre Rosse è stato girato interamente in Veneto. Non ci credo, questo non l'avevo fatto. Sì, anche Massa, perché sai, in Veneto ombra vuol dire bicchiere di vino e siccome la troupe aveva bevuto un sacco di ombre di Raposello, allora ombre rosse perché il Raposello è rosso. Questa è la spiegazione, sai, del film. Senta Gentilini, ma questo tuo viaggio in America com'è stato? Ci racconti un po', È stato favoloso, sai, mi hanno ricevuto con tutti gli onori e hanno issato la bandiera italiana nel pennacchio. Ma non ti dice pennone, peccato, Ma sai, siccome io sono un alpino rimango fedele alle penne tricolori, hai capito? Le penne. Ma lei però sosteneva la causa del Veneto e che la bandiera italiana che sta zecca, Ma sai, la bandiera italiana non è neanche tanto male e poi è nata e concepita in Veneto, hai capito? La bandiera italiana, sì. Pure quella, la bandiera, Sì, perché se ci pensi bene ha il bianco, che è il colore del bianco fermo o frizzante, il rosso che è il raposello e il verde il verdusso. Senta Gentilini, ma con l'inglese lei come ha fatto? Come se l'è cavata? Benissimo, sai, mai paura perché l'inglese è nato in Veneto. Se lo ha inventato un tale Tony Formaia, detto Mostaccio, sai, che era di Montebelluna, ma ha fatto una fortuna negli Stati Uniti e l'ha chiamato Anthony Cheese the Mustache e ha fatto una grammatica, la prima grammatica inglese. Sì. La grammatica pure, Sì. E da questa grammatica, sai, io ho preso una frase che gli ho detto a Trump per guardarsi dai nemici: stay up with rats. Hai capito? Stay up with rats. Che significa? Che titoline? Significa stai su con le orecchie, guardati dai tuoi nemici. Hai capito? Gentilini,
sai che gli dico, venga a Roma che fammo fa a seconda parte le ombre rotte. Ah, sicuro, sai, vengo Sì. a prenderti con questa Lincoln del 76. Ciao, Sì, ciao. quel torpedo blu non mi ricordo. Sì, buonanotte, gentilini, al saluto, buon compleanno, mi stia grazie. bene, Tipario, Grazie, buoni, ciao. zitti. Ciao a tutti, ciao del vostro sindaco, ciao, ciao.